Gianpietro Bernardello è un imprenditore padovano. In questi giorni si trova in Ucraina nella sua azienda che produce filati per l'industria a Chernigov, regione ad una ventina di chilometri dal confine con la Bielorussia, a 140 chilometri a nord di Kiev. Nell'area, come nel resto del paese, la tensione è alle stelle. A poca distanza da qui oggi c'è stata la maxi esercitazione russa con missili balistici alla quale ha preso parte anche il presidente Putin. Le notizie che arrivano da amici e familiari che vivono nel Donbass, dove da giorni si è tornati a sparare e dove oggi 2 soldati ucraini sono rimasti uccisi, fanno temere per il peggio. Le frontiere sono aperte, c'è la preoccupazione pre-invasione. In questo momento vediamo una calma apparente, racconta Bernardello. Hanno fatto sugli incroci, sui punti caldi, hanno fatto delle esercitazioni ieri. Per il 22, per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, proveranno a far suonare le sirene. Hanno riattivato i rifugi della seconda guerra mondiale, hanno fatto la lista e su ogni condominio in pratica scrivono: in caso di attacco dovete andare a nascondere in quel rifugio della guerra. Gli scaffali dei supermercati sono ancora pieni, continua l'imprenditore, anche se iniziamo a vedere famiglie che riempiono i carrelli di prodotti non deperibili e di casse d'acqua. Questo è quello che si respira qua della guerra, anche se tutti credono che non ci sarà un'invasione, però le notizie che arrivano dai parenti nel Donbass sono veramente preoccupanti, perché lì si hanno evacuato ieri, l'altro ieri, hanno proprio mandato via la gente, li hanno mandati in Russia e stanno sparando. Qui sono abituati alle esercitazioni russe al confine, continua Bernardello, anche se non si era mai visto uno schieramento tanto importante di uomini e mezzi. E allora si guarda con ansia e paura alle prossime ore. Tutti quanti aspettano qui la data del 2022, che dovrebbe essere la fine delle esercitazioni in Bielorussia, per vedere se è vero che ritireranno le truppe dalla Bielorussia. Questo è una data che per chi vive qua è abbastanza